Cus Palermo e San Giorgio Piana si affrontano nella gara che anticipa la settima giornata del girone A del campionato di promozione. Amici di Sportisili, ben trovati al centro universitario sportivo del capoluogo siciliano, dove si sfidano la formazione in maglia rossa guidata da Ferdinando Zappavigna, reduce dalla sconfitta di Bagheria, e il San Giorgio Piana, che nel giro di una settimana ha mantenuto la vetta della classifica e anche conquistato un posto al prossimo turno della Coppa Italia di categoria. Quindi mettetevi comodi per una sfida che si preannuncia subito elettrica e che vede i padroni di casa subito ad attaccare con un calcio di punizione battuto da Corda la palla sul secondo palo, dove prova ad arrivare Capitan Carollo, palla però fuori sul suo colpo di testa. Poi la rimessa di Cincotta con la palla che rimane in aria, alla fine arriva a Belmonte. Cincotta che ha segnato a Piana degli Albanesi nella gara di ritorno di Coppa, ma qui c'è l'errore clamoroso da parte di Tripoli che spalanca l'autostrada a Carioto. Il dribbling di Carioto sull'uscita di Insenna, intervento prodigioso di Capitan Carollo a negare il gol a porta vuota al capocannoniere del girone A di promozione. Dall'altra parte la Vardera prova a farsi luce, propone questo cross molto interessante, colpo di testa di Andolina e super intervento di Belmonte a mettere il pallone in calcio d'angolo. Dall'altra parte prova ad accendersi Jack Serio in gol sia all'andata che al ritorno in Coppa contro il Cus Palermo. Questa volta la punizione è telefonata e viene bloccata da Insenna. Continua ad attaccare il San Giorgio Piana, che prova a crescere di minuto in minuto. Qui l'azione sulla fascia destra con il pallone che viene messo in mezzo, bravissimo in uscita a terra Insinna. Calcio d'angolo dopo l'intervento di Insenna con Liga che va a battere per il Cus Palermo, colpo di testa con la palla che non viene indirizzata bene da Adeola. Poi dall'altra parte l'ultimo tentativo da parte del San Giorgio Piana viene stoppato e sull'intervento di testa di Andolina il direttore di gara pone fine a un primo tempo molto equilibrato con pochi squilli, che infatti termina 0-0. E con le immagini di Andrea Germanò passiamo al film del secondo tempo con il primo attacco portato dal San Giorgio Piana, che schiera dal primo minuto della ripresa Senei Sanyong. Qui la fuga sulla destra di Ciccio Gallo con la chiusura mancata, la palla messa in mezzo, l'uscita ancora a terra di Insenna. Poi Ciancimino per la corsa ancora dell'ex giocatore della Resuttana San Lorenzo con la palla messa in mezzo sul secondo palo. Proprio Sanyong prova ad arrivare ma viene anticipato ancora una volta dall'ottimo Carollo. Poi la Vardera conquista un buon pallone a centrocampo, il tocco per Liga che allarga il gioco su Castigliola sulla fascia di destra, l'uno contro uno, la palla piazzata e poi il tiro bloccato da Belmonte. Dall'altra parte ancora la Vardera, ruba palla a Jack Serio secondo l'arbitro in maniera regolare. Allora Andolina guarda la porta alzando la testa, poi decide di allargare sulla sinistra per Castigliola che arriva, prova a sterzare, serie di finte, conclusione respinta da Belmonte e poi allontana la difesa del San Giorgio Piana. Qui calcio di punizione sul destro di Jack Serio che impegna Insenna al volo d'angelo sulla sua destra, poi altro piazzato con Capitan Gaio che svetta il pallone sul cuore dell'area di rigore. Sanyong commette fallo sull'uscita di Insenna, ma ancora attacca la formazione ospite con la palla scudellata in mezzo, ancora per Sanyong, l'uscita a vuoto di Insenna, la palla entra, potrebbe essere 1-0 San Giorgio, ma il direttore di gara su segnalazione del primo assistente annulla per un presunto fuorigioco dell'ex attaccante di Misilmeri e Marineo. Insiste allora la squadra di Chinnici con l'angolo battuto da Serio, ancora Sanyong, 9 di mezzo tra una sponda e un colpo di testa verso la porta che finisce fuori. Poi la rimessa di Giovenco, l'ultimo assalto della squadra ospite con una prima conclusione respinta, poi la palla rimane lì, altro tentativo, spazza la difesa del Cus Palermo e l'arbitro emette i 3 fischi e pone fine alla partita. Finisce 0-0, un punto guadagnato per entrambe le squadre, si muove la classifica del Cus Palermo. Da Sportisili per il momento è tutto, alla prossima!